ed è uno spazio di palinsesto che dedichiamo alle attività del Parlamento. Nella fattispecie, quelle che stiamo per sentire sono le interrogazioni a cui ha risposto il sottosegretario al lavoro leghista Claudio Durigon. Sono interrogazioni che toccano vari aspetti delle politiche sociali, delle politiche per il lavoro. Il svolgimento di interrogazioni a risposte immediate è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione. Ricordo inoltre che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di 1 minuto. All'illustrazione segue la risposta del governo per non più di 3 minuti e la replica dell'interrogante per non più di 2 minuti. Invito i presentatori a illustrare l'interrogazione Zangrillo numero 5 2288. Va bene. Allora, con l'atto parlamentare gli esami gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere il dato relativo alle domande presentate ed accolte di ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento ai soggetti di cittadinanza con non italiana e non Unione Europea, rispettivamente suddivisi su base regionale, di genere e fascia d'età. E in subordine, se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere presso l'INPS la pubblicazione in via strutturale con cadenza mensile anche di questi dati. In via preliminare occorre evidenziare che negli ultimi anni una progressiva e iniqua ridistribuzione della ricchezza in Italia, come in altri paesi occidentali, ha aumentato il divario tra i diversi stati sociali, contribuendo sempre più a ridurre il potere d'acquisto sulle fasce più deboli. Il reddito di cittadinanza si inserisce all'interno di questo contesto sociale ed economico come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto dall'informazione all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La misura è comunque rivolta ad una platea di potenziali beneficiari nel rispetto dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Le polemiche riferite agli interroganti emerse durante l'esame del disegno di legge di conversione e concernenti il presunto accesso preferenziale a beneficio di cittadini extracomunitari non hanno fondamento. Premesso che l'esclusione dei cittadini extracomunitari sarebbe risultata in contrasto con i trattati dell'Unione Europea e con la normativa nazionale di recepimento delle direttive europee, al fine di evitare comportamenti opportunistici e assicurare che la misura vada a beneficio di persone che abbiano un certo radicamento e vivono stabilmente nel nostro Paese. Il Governo ha disposto quale ulteriore requisito la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 considerati al momento della presentazione della domanda per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo. Inoltre, l'impianto sanzionatorio costituisce un elemento fondamentale nella normativa in esame, che prevede apposite misure nell'ipotesi di utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, ovvero di omesse informazioni dovute rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. La serietà con cui abbiamo costruito questo provvedimento rappresenta la volontà di questo Governo di attuare al meglio la misura del reddito di cittadinanza, supportando e tutelando le persone che vivono in stato di povertà e colpendo chi in qualche modo possa sfruttare questo beneficio senza possederne i requisiti. La rilevante mole di istanze presentate rappresenta un segnale di successo della misura. L'INPS ha comunicato che al 30 maggio 2019 le domande presentate ammontano a 1.252.148. Ne sono state già lavorate oltre 960.000, di cui circa 674.000 sono state accolte, 277.000 respinte e 9.000 in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto è attualmente al 26%. In ordine alla specifica richiesta formata dagli onorevoli interroganti, attesi i tempi assai ristretti per il riempimento dei dati aggregati secondo la richiesta medesima, l'INPS non è riuscito a produrli in tempo utile per la discussione. Pertanto si fa riserva di fornire le informazioni di dettaglio non appena saranno rese disponibili dall'Istituto. Si ritiene infine che la pubblicazione strutturale con cadenza mensile dei dati richiesti non apporterebbe un significativo contributo alla valutazione dell'efficacia della misura del reddito di cittadinanza. Grazie. Grazie. Collega. Prego, collega. No, solo per prendere atto che ad ogni risposta alle nostre interrogazioni si viene qui per fare propaganda.
per rivendicare i risultati che non ci sono e soprattutto per darci sempre lezioni di come si risolvono i problemi, in particolare delle persone meno abbienti di questo paese. Io ogni giorno ne apprendo una, prendo atto però che come sempre non c'è la risposta. Grazie. Grazie collega. Invito i presentatori a illustrare l'interrogazione Murelli numero 5 2289. Prego collega Caparvi. Buongiorno sottosegretario. La questione riguarda il cementificio ex Cementir di Spoleto, unico cementificio presente nell'area cratere sisma centro Italia, che negli anni ha visto un calo dei volumi, su cui magari dopo darò anche qualche dettaglio in più, che oggi, dopo aver perso 7 lavoratori licenziati legati all'attività estrattiva, vede a rischio 44 posti di lavoro, a cui non è stato neanche concesso l'onore delle armi del paventato licenziamento, ma di una finta ricollocazione a 500 km da casa, con stipendi che non permetterebbero ovviamente l'affitto e il mantenimento della famiglia stessa. Quindi è una situazione molto angosciante in una terra già martoriata da tante crisi aziendali, e con la presente chiediamo quale iniziative intende adottare il governo e anche l'avvio di un tavolo istituzionale per convocare la dirigenza Colacem, le rappresentanze sindacali e anche il sindaco di Spoleto, che finora a questo momento è stato un baluardo contro questa sciagurata iniziativa di licenziamento, per discutere di un piano industriale che oggi addirittura è mancante. Grazie. Grazie collega. Prego. Grazie Presidente. La società in oggetto dell'interrogazione è attiva nella produzione e vendita di cemento, che occupa presso il sito di Spoleto 75 lavoratori. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, ha attraversato una serie di problematiche. In particolare, nel settembre 2016 la società ha aperto una procedura di mobilità per 21 lavoratori nello stabilimento di Spoleto. La vicenda è stata seguita da unità di crisi della Regione Umbria. Unitamente al Comune di Spoleto si è conclusa con un accordo che prevedeva l'esternalizzazione di alcune delle attività e il trasferimento di una parte dei lavoratori. Nel gennaio del 2018 invece si è conclusa l'operazione di acquisto di Cementir da parte di Italcementi, già dal 2016 parte del gruppo Heidelberg, determinando con ciò un nuovo scenario rispetto agli assetti europei della produzione del cemento. In particolare sono stati acquisiti i 5 stabilimenti, fra cui Spoleto, oltre 2 centri di macinazione ed un terminale per la movimentazione. L'operazione è stata accompagnata da un patto di non concorrenza ed un obbligo di non sollecitazione all'allontanamento delle maestranze per i 3 anni successivi al closing. I vantaggi industriali che sarebbero conseguentemente determinati furono illustrati, come comunicato dalla Regione Umbria, interpellata sulla vicenda, dalla di Italcementi, con un incontro svoltosi al Mise il 10 ottobre del 2017. Inoltre, come dichiarato dalla Regione nel corso di successivi incontri svolti al Mise, l'azienda, pur in quadro di criticità complessiva del settore, non ha mai rappresentato volontà specifiche sul sito di Spoleto. In questo contesto, il 28 febbraio 2019, l'azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di realizzare il trasferimento della società Spoleto Cementi Srl, del ramo di azienda costituito dalle attività di produzione e vendita cementi svolti presso lo stabilimento di Spoleto. Alla luce di questi eventi, anche in considerazione del fatto che nel frattempo l'azienda ha proceduto allo spegnimento del forno situato presso il sito di Spoleto, lo scenario industriale è completamente cambiato. Tutto ciò, inoltre, richiede un'attenta considerazione e una rivalutazione circa le prospettive dello stabilimento, anche alla luce degli impegni assunti da Italcementi negli anni scorsi. In questo contesto la Regione Umbria ha avviato contatti con l'azienda e le organizzazioni sindacali, convocando per il 22 marzo, attraverso l'unità tecnica per la gestione di crisi, un tavolo regionale. Tra le unità di crisi regionale si è riunita nuovamente lo scorso 3 giugno. All'incontro hanno partecipato, oltre ai dirigenti della Regione, rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria ed RSU aziendali, il sindaco del comune di Spoleto e la dirigenza del gruppo Colacem, che recentemente ha acquisito l'azienda dalla Heidelberg. In esito dell'articolata discussione circa le prospettive dell'azienda e del settore, che si inserisce in un contesto come quello di Spoleto, caratterizzato da situazioni di crisi e dall'appartenenza dell'area del carattere sismico, le parti hanno condiviso la proposta di aggiornamento del tavolo in attesa della formalizzazione da parte dell'azienda di un piano industriale di dettaglio rispetto alle prospettive operative dello stabilimento di Spoleto.
La Regione Umbria inoltre ha comunicato di aver richiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di valutare le problematiche connesse alla vicenda dell'azienda oggetto dall'interrogazione. Tengo a precisare infine che sebbene non sia stata ancora interessata la struttura per la crisi d'impresa del Mise, questo governo si rende disponibile, come è già successo in numerose occasioni, ad avviare un tavolo di confronto con l'obiettivo di valutare ed assumere tutte le iniziative istituzionali utili a definire un quadro di certezze ad un percorso in grado di garantire comuni continuità produttiva ed occupazionali, ad uno stabilimento che rappresenta una parte importante dell'intero sistema produttivo dell'area. Collega. Grazie sottosegretario, quella della convocazione di un tavolo al Mise è un'ottima risposta, perché dobbiamo portare comunque l'azienda a chiarire alcuni passaggi. A me duole sottolineare un passaggio cruciale di questa vicenda che si è svolto tra il 2017 e il 2018, cioè quando Cementir nel 2017 produce 351.000 tonnellate di cemento, nel 2018 ne perde 140.000. Ma non le perde perché mancano le commesse, ma perché le commesse vengono spacchettate in altri cementifici dello stesso gruppo fuori regione. Forse Regione Umbria, piuttosto che portare alla consulta i decreti del governo, avrebbe dovuto ascoltare l'allarme delle maestranze e dei sindacati che chiedevano il perché a Spoleto arrivasse cemento della stessa azienda spoletina dal Lazio. A pochi chilometri dal cementificio arrivava cemento degli stessi gruppi da fuori regione. E questo è stato un incedere costante che ha portato appunto al crollo dei volumi, e quindi sembrerebbe a una deduzione lineare del fatto che non ci sono più le condizioni per andare avanti, spegnendo quindi i forni e facendo rischiare il posto di lavoro a 44 lavoratori. Ora, spegnere il forno significa non solo perdere 44 lavoratori, significa perdere quote di CO2 che non possono essere recuperate, e quindi ogni giorno che passa pregiudica il futuro di questa azienda. Allo stesso tempo non c'è un piano industriale. Il timore che hanno i lavoratori è che questo sia solo il primo passo per dire che adesso c'è un centro di macinazione e fra 2 anni in realtà ci sarà l'ennesima azienda chiusa in Regione Umbria. La ringrazio però per l'impegno che metterà su questa vicenda, e sono sicuro che portare l'azienda al tavolo di crisi al Mise sia l'inizio di un percorso di chiarezza che dobbiamo a tutti i lavoratori. Grazie. Grazie collega Caparvi. Invito i presentatori a illustrare le interrogazioni Serracchiani numero 5 2290. Prego collega. Sì, grazie Presidente, ringrazio per la sua presenza il sottosegretario Durigon. Avremmo, non me ne voglia, preferito avere il Ministro, visto che le domande che noi oggi poniamo sono delle domande che riguardano in particolare la trasparenza e il modo con cui viene gestita una delle grandi crisi che sta affrontando questo Paese. Mi riferisco in particolare a Whirlpool. Intanto vorrei premettere che il Partito Democratico aiuterà sempre e comunque i lavoratori e le lavoratrici laddove ci siano proposte serie per la continuazione dell'attività industriale e laddove ci sia la possibilità, anche con l'apporto delle opposizioni, di aiutare a mantenere posti di lavoro di qualità. Qui il problema però è un altro. Noi non vogliamo essere presi in giro, ma soprattutto non vogliamo che vengano presi in giro i lavoratori e le lavoratrici che credono giustamente e legittimamente in questo governo e in una possibile soluzione. Presi in giro perché? Perché a noi risulta che rispetto alla possibile chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli, il Ministro sapesse ben prima dell'annunciata chiusura da parte dell'azienda, che lo sapesse prima, cioè nel mese di aprile, quindi prima delle elezioni europee, che abbia in qualche modo, anche perché forse impegnato nella propaganda per le elezioni europee, aspettato, nonostante le richieste dei sindacati di avere un incontro quanto prima, abbia aspettato appunto dopo le elezioni europee per poter affrontare una crisi che andava affrontata da subito. Ci risulta che avesse già dato incarico ad Invitalia di valutare se vi erano le condizioni di un'acquisizione da parte di un altro imprenditore del sito di Napoli, e poi vorremmo capire cosa c'è dietro la minaccia di revocare finanziamenti che peraltro non sono stati neppure utilizzati su quello stabilimento, e se qualcuno si sta preoccupando di quelle che possono essere le conseguenze alla luce di un atteggiamento come quello che è stato assunto. Insomma, noi vogliamo che il Ministro ci dica se ha mentito quando ha detto che nulla sapeva prima del
dell'annuncio da parte dell'azienda della chiusura dello stabilimento. Si è mentito quando non si è attivato prontamente con i sindacati nonostante sapesse, e si è mentito quando, nonostante tutte le richieste che gli sono pervenute, non ha ancora chiarito qual è la posizione del governo e qual è la proposta che il governo vuole fare anche rispetto a quei finanziamenti che l'azienda ha usato o forse no, perché ancora non sappiamo come sono andate le cose. Grazie collega. Prego. Grazie Presidente. Con riferimento alla ben nota vertenza Whirlpool, sulla quale il governo sta concentrando tutte le proprie energie per difendere la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie, voglio subito precisare che il nostro obiettivo è quello di scongiurare eventuali ricadute occupazionali sui dipendenti di Whirlpool. Per questo motivo è giusto che sul tavolo ci si vada con forza, perché in ballo non vi sono solo le sorti di una singola azienda, ma dell'intero tessuto produttivo locale. Dobbiamo scongiurare il rischio della deindustrializzazione, specie in quei territori dove trovare lavoro è più difficile che altrove, ma per farlo occorre far capire che il nostro Paese è amico delle aziende, disponibile a rendere attrattivo il proprio territorio attraverso misure che favoriscono investimenti solo però per quelle aziende che dimostrino di avere un piano industriale serio e soprattutto proiettato nel lungo periodo. Con il decreto dignità abbiamo introdotto un dettagliato quadro di divieti e di sanzioni inteso ad arginare il fenomeno della delocalizzazione da parte di quelle imprese che hanno avuto finanziamenti pubblici per costruire, ampliare e sostenere le proprie attività economiche. I finanziamenti ricevuti da Whirlpool sono subordinati alla conferma e rilancio del piano industriale dell'azienda ed è necessario che i rappresentanti legali della stessa diano adeguate rassicurazioni sulla continuità del loro piano industriale. Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Calenda nella citata trasmissione televisiva, specifico che le stesse sono tutte da dimostrare in quanto non trovano riscontro nelle interlocuzioni avviate con le componenti strutture del Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò premesso, è chiaro a tutti come la vertenza Whirlpool sia molto delicata, non fosse altro per le centinaia di lavoratori coinvolti, ed è proprio per questo motivo che non ritengo saggio e responsabile buttare fango sull'operato dell'esecutivo, che in modo netto ha richiamato la multinazionale al rispetto degli impegni presi non solo con il governo italiano, ma anche con i sindacati, i presidenti di regione e i sindaci. Occorre piuttosto fare squadra a tutti i livelli affinché si possa trovare una proficua soluzione a questi tavoli di crisi. È esigenza prioritaria del Paese rendere ancora più attrattivo il nostro territorio attraverso una politica fiscale favorevole per le imprese e nel contempo diffondere una nuova concezione di etica aziendale che guardi al singolo lavoratore come un ingranaggio insostituibile dell'azienda medesima. In tale prospettiva sono certo che i nuovi pacchetti normativi messi in atto da questo governo, e mi riferisco sia al decreto crescita che allo sblocca cantieri, possono garantire un effetto espansivo per il rilancio dell'economia del Paese. Per la gestione della vertenza Whirlpool posso confermare che all'esito del tavolo di confronto avuto ieri con i rappresentanti dell'impresa, quest'ultimi hanno dichiarato di non volersi più disimpegnare dallo stabilimento di Napoli. Questo governo continuerà dunque nello svolgimento di tutte le azioni istituzionali utili a garantire con certezza e celerità la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali degli stabilimenti di Whirlpool. È questo ciò che è stato l'attuale davvero rilievo. Grazie, prego collega. Sottosegretario, perché si possa giocare in una squadra occorre sapere quali sono le regole del gioco e qual è il campo da gioco. Voi state nascondendo sia l'uno che le altre. E anche nella sua risposta di oggi ci sono delle imprecisioni. Definisco imprecisioni il fatto di dire, ad esempio, che questi investimenti e questi finanziamenti siano stati revocati grazie al decreto dignità. Lei sa bene che non è vero, perché questi finanziamenti sono precedenti all'entrata in vigore del decreto dignità, e se sono è tutto da dimostrare, revocati, lo si deve alle clausole di salvaguardia che sono all'interno dell'accordo, che prevedevano già che nel caso di non impegno di quei fondi potevano essere revocati. Quindi non raccontiamo balle soprattutto ai lavoratori e alle lavoratrici, perché li stiamo prendendo in giro, anzi li state prendendo in giro e state facendo campagna elettorale ancora una volta sulla pelle dei lavoratori. A quei lavoratori bisogna spiegare che i tavoli di crisi non si gestiscono così, facendo da una parte la faccia cattiva e dall'altra fregandosene di quello che sta succedendo negli stabilimenti. Quando si firmano degli accordi bisogna
bisogna seguirli giorno per giorno, bisogna vedere giorno per giorno quello che succede e non ricordarsene soltanto dopo qualche mese perché la campagna elettorale è finita e perché serve da fare un po' di scena, come avete fatto in tutti questi giorni davanti a quei lavoratori e a quelle lavoratrici. Oggi voi non ci avete neppure detto che cosa intendete fare in termini occupazionali rispetto a quei lavoratori. Per esempio, volete defiscalizzare ancora i contratti di solidarietà? Volete proporre degli ammortizzatori sociali diversi? Volete proporre la decontribuzione del costo del lavoro per quegli stabilimenti? Volete fare qualcosa che permetta a quei lavoratori di continuare a lavorare oppure no? Oppure continuate a raccontargli le favole? Fate la faccia cattiva e poi non avete neppure una soluzione sul tavolo. Questo è quello che sta succedendo. E non sta succedendo soltanto a Whirlpool, sta succedendo a Mercatone 1, dove ve ne siete fregati per 9 mesi, sta succedendo in tante altre situazioni, non ultima all'Italia. Ora, noi non vogliamo, ogni volta che facciamo richieste di questo tipo, ricevere dall'altra parte una lezioncina sulla dignità dei lavoratori, perché la dignità dei lavoratori si garantisce soltanto con il lavoro e neppure con il reddito di cittadinanza che qualcuno ha promesso, ma con il lavoro. Quindi, se voi sarete seri, se sarete trasparenti, se direte le cose esattamente come stanno, noi ci siamo. Se invece volete continuare a prendere in giro i lavoratori, noi su quel tavolo non ci siamo. Grazie collega, dichiaro concluso lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata all'ordine del giorno. Avete ascoltato Pausa Caffè.